Allora, cari amici, buonasera. Oggi è il 20 luglio del 2023. Io sono Pietro Kociancic, quello che dà il nome al canale video di YouTube è Pietro Kociancic, il quale canale, se non proprio oggi, nei giorni prossimi, nei giorni scorsi, compie ben 10 anni. Perché se voi guardate il primo video che ho fatto nella sezione dove si elencano i video, vedete che il primo video è datato 20 luglio 2013. Era il video di una canzone a un concerto di Davide Van der Spross, concerto tenutosi il 20 luglio 2013, credo all'ippodromo qui a Milano. Quindi magari il canale l'ho aperto qualche giorno prima, magari l'ho messo qualche giorno dopo e ho caricato il video qualche giorno dopo, non lo so. Però sta di fatto che il primo video che appare fra quelli che ho fatto io su YouTube è proprio del 20 luglio 2013, quindi 10 anni fa, perché magari non è molto chiaro. Oggi è il 20 luglio del 2023, anche se è quasi il 21 luglio perché è quasi mezzanotte, e quindi insomma mi trovavo necessario fare un breve video celebrativo di questo decennale, come al solito in condizioni disperate, perché sto pedalando, un po' piove e sono in discesa, passa sopra di me il treno, qui non si vede un tubo perché, a parte il lampo che c'è stato dietro di me, perché ero passato sotto una galleria. Insomma, la cosa che mi soddisfa è che in questi 10 anni non sono migliorato di granché nella realizzazione dei miei video. Continuo a fare con la camera fissa, continuo a essere sostanzialmente l'unico protagonista, continuo a dire un sacco di cose anche quando potrei dirne di meno, però, come dire, c'è una sorta di coerenza e genuinità di fondo che non mi dispiace. Potrebbe essere un modo molto astuto di dire che sono pigrissimo e non ho voglia di imparare tecniche nuove per fare video, ma è un'interpretazione che siete liberi di fare voi, se volete. In ogni caso io voglio ringraziare i 324 iscritti che ho a questo canale, che non sono tantissimi, ma comunque mi fa sempre piacere. Poi non è che il mio obiettivo è fare un botto di visualizzazioni, il mio obiettivo è fare dei video che penso siano divertenti per chi ha piacere di vederli. E quindi ringrazio i 324 iscritti al mio canale, ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno anche mandato solo un commento o messo un like, ringrazio anche i tanti che hanno visto alcuni miei video più di altri, per esempio i miei video di Par la Lombard in queue, alcuni video sono stati molto visti, uno è stato anche abbastanza famoso, quello in cui sono con il mio amico Simon e con il mio amico Samuele, che parliamo rispettivamente in lombardo, piemontese e veneto. Devo dire che, anche se nonostante tutto fa piacere vedere che alcuni video sono più apprezzati di altri. E insomma, tutto questo bel discorso sconclusionato per dire buon compleanno canale di Pietro Kociancic, intitolato Pietro Kociancic. Fra 10 anni vedremo se la qualità dei video è sempre la stessa. C'è uno che mi ha insultato perché ho attrezzato col rosso, aveva anche ragione. E vabbè, insomma, grazie a tutti. 10 di questi anni sono passati, vedremo se YouTube ci sarà ancora fra 10 anni e se potremo festeggiare quest'altro, un ulteriore 10° anniversario. Se vedo che le cose si mettono male, facciamo già su 15 anni un bel video ulteriore, e così ci premuriamo, passiamo dal decennale al lustro per fare un po' i furbi. Va bene, evviva, grazie a tutti del sostegno e al prossimo video, ciao!